Una festa di Sant'Antonio da record per Media Nord-Est. Rete Veneta è la prima TV in assoluto per ascolti. Si avvicina il fine settimana della Dunata Triveneta degli Alpini a Belluno, sabato al via le cerimonie ufficiali. Niente ergastolo per il muratore che uccise la moglie a martellate a Pove del Grappa, pena ridotta. Siamo tornati in via Portici Lunghi, qualcosa è migliorato, ma c'è ancora tanto da fare. Siccità e irrigazione, bene le piogge degli ultimi giorni, ma le risorgive sono ancora sotto il limite. Bassano punta all'acquisto di un'opera di Jacopo Dal Ponte e l'operazione finanziata con l'Art Bonus. Studenti Irigem a lezione di primo soccorso insieme all'Associazione Nazionale Soccorritori. Incidente tra un'auto e un camion nell'Alta Padovana, una donna ferita, traffico in tilt. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TG Bassano. Lo avete visto dai nostri titoli, è stata una festa di Sant'Antonio da record per Media Nord-Est. Rete Veneta è la prima TV in assoluto per ascolti. È un record storico quello che ha fatto registrare ieri Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est, per l'appuntamento con la festa di Sant'Antonio. Una lunga diretta per portare nelle vostre case tutte le emozioni di una giornata che ha unito fedeli, pellegrini e telespettatori in 800.000 davanti alle 3 TV del nostro network, che conferma ancora una volta la propria leadership assoluta nel panorama delle televisioni locali per ascolto medio certificato Auditel. Rete Veneta, prima televisione assoluta per ascolti, con 330.000 persone che hanno seguito le celebrazioni sul canale 14, e questo risultato straordinario si riflette sul grafico degli ascolti diffuso dall'Auditel, che certifica quotidianamente i dati delle emittenti venete. Un evento che milioni di fedeli in tutto il mondo hanno potuto vedere anche sui social del Santo, grazie proprio al lavoro di Media Nord-Est, che fin dalle 5:30 del mattino ha seguito e raccontato in diretta ogni fase dei festeggiamenti del 13 giugno. Sant'Antonio è uno di famiglia. È uno proprio di famiglia. Sentirsi e farvi sentire in famiglia. Questo è ciò che volevamo trasmettere e questo è ciò che voi avete percepito. Emozioni che hanno bucato lo schermo, un'unione fortissima che ribadisce ancora una volta la solidità del rapporto tra Sant'Antonio e il suo popolo e tra le nostre emittenti e la gente. Eccola l'analisi della giornata televisiva di martedì 13 giugno grazie ai dati certificati Auditel, la cui distribuzione è molto chiara. Sempre nettissima la differenza nel confronto diretto tra Rete Veneta e Telechiara del gruppo Videomedia, le 2 TV che trasmettevano in diretta l'evento. Come si può vedere chiaramente dal grafico Auditel, l'attenzione dei veneti davanti alla TV si è concentrata quasi esclusivamente su quanto lo sforzo di giornalisti, operatori, tecnici e registi del gruppo Media Nord-Est ha permesso di portare nelle vostre case. La devozione ha unito in un grande abbraccio un intero popolo, un rapporto che non ha eguali e che abbiamo avuto l'onore di poter raccontare anche quest'anno, premiati da quanti hanno voluto tributare un pensiero, una preghiera, un atto di devozione anche da casa, un'emozione grande anche per noi. E la città di Padova, con migliaia di pellegrini, si è stretta in un grande commovente abbraccio attorno a Sant'Antonio. Ecco il racconto della giornata. Buongiorno a padre Antonio Aramina, apertura ufficiale del portone, quindi si comincia. È esattamente un giorno di grande festa, possiamo finalmente aprire le porte della Basilica. Dall'alba al tramonto, in compagnia di Sant'Antonio, nel giorno della sua festa, migliaia i devoti presenti in Basilica fin dall'apertura delle 5:30, in attesa della prima celebrazione delle 6, solo l'inizio della lunga ed emozionante giornata seguita in diretta da Rete Veneta, emittente del network Media Nord-Est.
Questo gesto che vedete fare da una fila davvero interminabile di persone è un gesto di affidamento. Nel gesto del pellegrino, la mano posata sulla tomba del santo, le intenzioni, le preghiere, i grazie dei fedeli, un legame custodito dai frati della Basilica che hanno consegnato a Sant'Antonio le richieste arrivate da ogni parte del mondo di chi non poteva essere a Padova. Questa mano la poniamo qui a nome di tutti i pellegrini del Santo. Ricordo e affido a ciascuno di voi le vostre case, le vostre famiglie. In Basilica si sono susseguite le celebrazioni presiedute dal rettore padre Antonio Ramina, dal vescovo di Padova Monsignor Claudio Cipolla, dal delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin. Sant'Antonio è stato un uomo di pace, si è calato nel contesto del suo tempo che non era facile e ci indica proprio che la via della pace è la via della concretezza della vita quotidiana e deve partire dai nostri cuori. I ritmi scanditi dai momenti di preghiera e di affidamento a Sant'Antonio, nel pomeriggio ospiti di Ferdinando Avarino, i frati del Santo hanno raccontato la difficoltà che stanno vivendo i confratelli del convento San Francesco di Faenza, colpito dall'alluvione di maggio. Ma la prima immagine è, con Nicoletta, che vi vogliamo mostrare è questa, la carriola e il fango, vedete? Questo è il fango di Faenza, questo è il fango della Romagna. Un racconto proseguito fino al momento intenso della solenne processione lungo le vie della città. Abbiamo visto anche il vescovo Cipolla. Al termine di una giornata ricca di emozioni, con i pellegrini che ancora affollavano la chiesa, le porte della basilica si sono chiuse. E per intercessione di Sant'Antonio vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte a tutti. E si avvicina il fine settimana della Dunata Triveneta degli Alpini a Belluno, che noi seguiremo rigorosamente in diretta. Sabato al via le cerimonie ufficiali. Meno 3 giorni alla Dunata Triveneta degli Alpini e il nostro racconto riparte dal Nevegal. Presidente, alle nostre spalle una bandiera, qui cosa succede? Sabato mattina qua inizieremo le nostre cerimonie con l'alzabandiera e quindi sarà l'occasione per cominciare a vedere tanti alpini arrivati qua sul Nevegal. Però prima dell'alzabandiera c'è un'altra cerimonia. Certo, daremo il benvenuto ai ciclisti che si uniranno a noi in quello che è la ciclabile del ricordo, la terza edizione che abbiamo lanciato col centenario della sezione. Alle 9:30 arriveranno, gli daremo il benvenuto e poi ci schiereremo tutti quanti appunto per iniziare con l'alzabandiera la nostra giornata. Finito l'alzabandiera? Ci sarà la sfilata con in testa la nostra banda e andremo fino al santuario della Beata Vergine. Qui siamo al santuario, qui cosa succede? Ci sarà il momento solenne della Santa Messa alle 10:30. Arriveranno tutti i vessilli, tutti i gagliardetti e qui appunto il vescovo Monsignor Marangoni celebrerà per tutti, per una folla che prevediamo di oltre 400 persone. Perché avete deciso di venire su Nevegal per la Santa Messa, ma soprattutto per dare l'inizio ufficiale a questa Dunata Triveneta di Belluno? Perché per noi il Nevegal rappresenta qualcosa di importante per gli alpini, perché c'è tanta storia nel Nevegal, nel Col Visentin, partita appunto oltre 100 anni fa con la ricostruzione del rifugio al Col Visentin e con il sacello per quanto riguarda i nostri caduti del terzo artiglieria da montagna e poi la costruzione del rifugio intitolato alla Brigata Cadore e soprattutto negli anni 60 la costruzione della seggiovia che ha dato l'impulso invernale a quelli che sono gli sport invernali qua sul Nevegal. Voi lo fate anche per dare un impulso per chi non conosce Nevegal anche d'estate. Certo, era importante far conoscere a tanti alpini che arriveranno, alle famiglie, quello che è la valenza del Nevegal per l'estate. Il Nevegal si presta veramente alle lunghe passeggiate, si presta a tutti gli itinerari dei percorsi di mountain bike, quindi è servito molto bene da strade e da sentieri, ci sono le nostre maglie che sono in grado di lavorare e quindi è un piacere venire al Nevegal anche perché si gode di una vista eccezionale. Dicono che dal Visentin si possa vedere Venezia nei giorni di sereno.
Quindi l'appuntamento comincia intorno alle 9, 9:30 su con i ciclisti che arrivano e proseguirà qui con la Santa Messa, ma se uno vuole venire a seguirla spazio ce n'è. Spazio ce n'è per tutti, gli spazi sono ampi, noi la facciamo per tutti quelli che possono venire perché ci fanno solo piacere condividere con noi momenti anche di intimità religiosa e quindi siete tutti benvenuti. Adesso la cronaca giudiziaria con una sentenza destinata sicuramente a far discutere. Niente ergastolo per il muratore che uccise la moglie a martellate a Pove del Grappa nel 2021. Pena ridotta a 24 anni per Jazim Alla, il muratore albanese che nell'aprile del 2021 uccise con 12 martellate la moglie Dorina nella loro casa di Pove del Grappa. È la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha riformato quella di primo grado della Corte d'Assise di Vicenza che aveva condannato il muratore 54enne all'ergastolo. In aula è prevalsa la tesi della difesa dell'avvocato Chiara Bellini che ha puntato sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come il comportamento collaborativo, la situazione familiare e le testimonianze di vicini e parenti, oltre al fatto che l'uomo non aveva precedenti penali e aveva confessato subito il delitto. Il femminicidio avvenne nella casa della coppia a Pove del Grappa, una lite violenta e i 2 figli minorenni che avevano trovato rifugio sotto il letto della loro cameretta mentre avveniva l'omicidio della mamma. La Corte d'Appello di Venezia ha revocato anche la decadenza della responsabilità genitoriale, confermata invece la provvisionale da 100.000 euro per ciascuno dei 2 figli. E adesso parliamo di degrado in città. Siamo tornati in via Portici Lunghi dove insomma qualcosa sicuramente è migliorato anche grazie alle nostre e alle vostre segnalazioni, ma c'è ancora tanto da fare. Pare sia servito il servizio che abbiamo mandato in onda qualche giorno fa, in cui vi mostravamo l'assoluto degrado in cui versa l'area di via Portici Lunghi a 2 passi dal centro di Bassano. Ricorderete il divano abbandonato e la sporcizia che erano in un punto di cui ci siamo occupati troppe volte negli ultimi anni? Beh, il divano è stato eliminato, così come le scale e il pavimento risultano, se non più puliti, almeno meno sporchi di prima. Restano i muri e le vetrine imbrattate con scritte di ogni tipo che rendono davvero squallida una zona a ridosso di Piazza Libertà. Così come ancora non è stato fatto nulla per ripulire la facciata, il marciapiede e la strada davanti all'ex Teatro Astra, dove i soliti ignoti hanno realizzato uno sciame di farfalle nere in fuga dalle porte principali di quello che, per anni, fu considerato il principale luogo di cultura della città ai piedi del Grappa, medaglia d'oro al valor militare. E a proposito di degrado e degli atti vandalici al Teatro Astra, ecco cosa ne pensano i bassanesi. Migliaia di farfalle scure volano sul Teatro Astra, un gravissimo gesto vandalico che però racconta un'evoluzione nera di quello che era uno dei punti culturali di riferimento della città. A me mi dispiace vedere in queste condizioni, però speriamo che cancellano e che non le rifanno più. Cosa ricorda del Teatro Astra? Mi ricordo tutto, come che c'era fatto, come che c'era dentro, tutto. Era bellissimo, bellissimo. E a Bassanesi manca? Ma le dirò, i cinema sono un po' andati in disuso, però come teatro non ce ne sono di belli a Bassano, direi che manca sì. Questo era anche un cinema-teatro, per cui era un punto anche di ritrovo per la società bassanese. Insomma. Manca Bassanesi? Sì che manca, moltissimo, dal punto di vista sia culturale e anche sociale, perché è un centro di ritrovo, insomma, un luogo dove la gente si socializzava e comunque si arricchiva dal punto di vista culturale, insomma. E torniamo a occuparci anche di temi come la siccità e l'irrigazione delle campagne. Bene, le piogge degli ultimi giorni, ma le risorgive sono ancora sotto il limite.
In questo momento le portate del Brenta sono ottimali, sono all'incirca 75 metri cubi al secondo e i vasi in montagna mancano poco perché il bacino del Collo è sotto di 1,30 m, per cui non c'è in questo momento criticità particolari. Le piogge degli ultimi giorni sono state un toccasana per i bacini, i corsi d'acqua e le nostre campagne. Dopo un periodo iniziale che ha fatto preoccupare e non poco anche i tecnici del consorzio che si occupano principalmente dell'irrigazione delle aree coltivate, finalmente si può ben sperare per le colture, anche se la situazione non è ancora del tutto ottimale. Siamo pronti a iniziare la stagione irrigua, stiamo facendo manutenzione normale nei canali. Quello che è ancora sotto la minima sono le risorgive che non sono ancora risalite e si attestano all'incirca a 1600 litri al secondo contro i 2500-3000 della normalità. Ci spostiamo adesso a Rosà, dove l'ente di formazione professionale Irigem conferma il suo impegno insieme all'Associazione Italiana Soccorritori. Essere pronti ad affrontare le emergenze per salvare una vita o aiutare una persona in difficoltà. Un insegnamento che l'ente di formazione professionale Irigem non smette di rinnovare anno dopo anno assieme all'Associazione Nazionale Soccorritori. Prevenzione e formazione, dunque, due concetti che contraddistinguono Irigem, che nella sede di Rosà ha ospitato e promosso un importante progetto legato al primo soccorso. In questi 12 anni veramente abbiamo riscontrato la maturità di questi ragazzi che si dica della gioventù, sono veramente interessati. Inizialmente quando si fa la parte teorica magari la prendono un po' quasi come una lezione, ma poi quando avviene il momento pratico che si mettono sul manichino e danno veramente l'anima in quello che imparano, perché sanno e si rendono conto che oggi un manichino, domani potrebbe essere la persona più cara che hanno al mondo. 12 anni in cui l'Associazione Nazionale Soccorritori di Bassano ha incontrato e formato oltre 37.000 studenti con dimostrazioni teoriche e pratiche per affrontare emergenze come l'arresto cardiaco o le manovre di soccorso basilari, ribadendo ogni volta che chi più sa più vale e in questo caso specifico sapere significa salvare. Una lezione importante, una lezione di vita. L'ULSS 7 Pedemontana ci fa sapere in una nota di non avere riscontro rispetto al servizio andato in onda lunedì sera. Secondo l'azienda sanitaria non vi sarebbe nessun paziente di Cismon del Grappa con una storia clinica coerente rispetto a quanto riportato e non sarebbe mai avvenuto alcun contatto telefonico con la direzione. Soprattutto ad oggi non vi sarebbe alcun paziente in attesa di visita diabetologica con impegnativa antecedente al 2022. Noi chiaramente ribadiamo ancora una volta che tutte le segnalazioni di disagi e di servizi all'interno dell'ULSS 7 sono sempre verificate dalla nostra redazione, che raccoglie puntualmente dati e documenti a garanzia della veridicità dei fatti, materiale questo chiaramente a disposizione. Noi adesso restiamo a Bassano, parliamo del museo civico che potrebbe presto arricchirsi di una nuova opera di Jacopo Dal Ponte. L'amministrazione comunale sta lavorando all'acquisto di un quadro. È uno dei pochi ritratti realizzati da Jacopo Bassano. Il ritratto di un uomo in armi, il quadro attualmente esposto al Museo Civico di Bassano nell'ambito della mostra I Bassano, storia di una famiglia di pittori, potrebbe presto diventare patrimonio della città. Ho parlato molto con la proprietà e ho fatto capire l'importanza del fatto che possa entrare in una prestigiosa raccolta pubblica ed effettivamente il valore di vederlo in un grande museo nella più importante raccolta al mondo di quadri di Jacopo Bassano e della bottega dei Bassano è un valore aggiunto anche per la proprietà che cederà l'opera, e da qui siamo arrivati a una cifra che è assolutamente ragionevole, raggiungibile, ma che comunque continua ad attestare il grande valore di
questo dipinto. Stiamo parlando di 300.000 euro, una cifra che verrebbe coperta per 1/3 dai proventi derivanti dalla mostra sul Canova, per gli altri 2/3 attraverso il sistema dell'Art Bonus. 100.000 euro potrebbero arrivare da un main sponsor, gli altri 100.000 da ulteriori erogazioni liberali dell'importo minimo di 6.000 euro. Abbiamo l'intenzione di raccogliere una cifra sufficiente a farlo restare qua per poter riaprire il museo in autunno con questo dipinto esposto in grande evidenza nel grande salone dal Pontiano del piano nobile. Tutte le informazioni sull'Art Bonus per il Guerriero di Bassano sono pubblicate nel sito internet del Comune. Le offerte potranno essere inviate fino alla fine del mese di settembre. E adesso vediamo alcune brevi notizie dal territorio. Lavori di manutenzione ordinaria per il Ponte Vecchio, dove la prossima settimana si interverrà al restauro delle balaustre dei fronti sud e nord. Sono previsti stuccature e ritocchi di colore. Sarà sempre garantito l'attraversamento. L'amministrazione comunale di Rosà ha provveduto all'installazione di una nuova casetta dell'acqua che erogherà gratuitamente l'acqua fino al 20 giugno. La struttura, ubicata in centro nella frazione di Travettore, si aggiunge a quelle già da tempo presenti a Cusinati e a Rosà. È partito a Romano de Zelino il progetto Ci sto a fare fatica. Per 7 settimane, 16 squadre composte complessivamente da 160 ragazzi saranno impegnate nella cura e nel riordino del territorio. Incidente tra un'auto e un camion nell'Alta Padovana. Incidente tra un'auto e un camion a rimorchio a Carmignano di Brenta, in via Europa. Il bilancio è di una persona ferita. I vigili del fuoco sono arrivati dalla sede di Cittadella, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto la conducente, che è stata stabilizzata dal personale sanitario del SUEM e poi trasferita in ospedale. È rimasto invece illeso l'autista del mezzo pesante. I carabinieri e la polizia locale sono intervenuti per gestire la viabilità, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. Giovani artisti al Teatro di Fontaniva per portare in scena le avventure di Don Chisciotte. Buona fortuna, intrepidi cavalieri! Piccoli grandi artisti calcano le scene del Teatro di San Giorgio in Bosco. Loro sono gli studenti e le studentesse della scuola media Giovanni XXIII che hanno aderito al progetto teatro, esibendosi nello spettacolo Le avventure di Don Chisciotte, liberamente tratto dal capolavoro di Cervantes. Hanno recitato, cantato, ballato, ma soprattutto si sono divertiti. Soltanto un po' di cipolle. Non mi piace, no, non mi piace. Cipolle non voglio più. Un lavoro di squadra, di professionalità e divertimento, dicevamo, apprezzato dal pubblico che ha ammirato le doti di queste giovani stelle del palcoscenico. E chissà che qualcuno non abbia già il futuro segnato. È tutto per questa edizione di TG Bassano. Prima di salutarci, come sempre, scopriamo gli ospiti di Focus, il talk che andrà in onda, come sempre, in prima serata con il nostro direttore Luigi Bacialli. Ebbene, questa sera come ospiti ci saranno Fabrizio Boron, Pietro Dalla Libera, Gio Formaggio, Giancarlo Iannicelli, Jonathan Montanariello e Giorgio Pasetto. Adesso è davvero tutto, non mi resta che ringraziarvi per aver scelto la nostra informazione. Vi lascio al meteo e vi auguro buona serata.